Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, faremo un punto un po' sulla situazione di dove è arrivato Hildegard e Marietto Veneziano. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Hildegard e nel canale YouTube di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 Hildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, che anche lei è una bravissima cartomante, vi chiedono di, come si suol dire, di iscrivervi per poter fare un percorso esoterico gratuito. Eventualmente sappiate che anche alle 21 ogni sera, ultimamente Hildegard con un gruppo di maghi in erba, nel gruppo sempre Magici Arcieri Bertoldini, sta costruendo un muro eterico per difendere la nostra sacra patria. Bene, detto questo, il vostro Marietto Veneziano, se volete sapere i link sono qui sotto in descrizione. Vi ricordo anche, se avete dei commenti da fare, chiaramente propositivi, scriveteli pure sotto qui, che sono anche ben contento di leggerli e di vedere che siete interessati alla materia. Ma iniziamo sul punto sulla situazione. Allora, prima di tutto voglio farvi un racconto, raccontarvi una storia che mi è successa circa 9-10 anni fa. 9-10 anni fa il vostro Marietto Veneziano, forse anche di più, però da tiro un po', la restringo un po'. 9-10 anni fa il vostro Marietto Veneziano ha litigato con la gerente di un ristorante. Cioè il Marietto non ha litigato, era quella gerente di questo ristorante che le raccontava grosse. Il morale della favola, ve la stringo al massimo: il vostro Marietto è andato dal padrone del locale a raccontare cosa era successo tra lui e la gerente del suo ristorante. Il morale della favola, chiaramente il padrone del ristorante teneva bordone alla tipa che gli pagava l'affitto, chiaramente, no? E io avevo tutte le ragioni, avevo già visto il soggetto e in confidenza gli avevo avvisato la signora, che era padrone dei muri, di stare attenta a quella perché era una double face. Passa il tempo e più o meno 4-5 anni fa rincontro questa signora e amichevolmente ci mettiamo a parlare. E gli chiedo di questa signora qui, che sapevo che se n'era andata via. E lei comincia a dirmi: sai, questa signora qui che tu mi avevi detto che tipa era, ho fatto male, non ascoltati, perché mi ha fatto danni per 100.000 euro. Non mi ha pagato per un anno l'affitto 36.000 euro, 10.000 euro di avvocato, ho perso la causa perché ha falsificato la lettera e in più ho perso un occhio. Questo lo aggiungo io perché lei non mi ha detto che era la causa, però ho avuto un trombo in un occhio dalla tensione e quindi è diventata anche cieca. Poi mi guarda e mi dice: tu quel giorno dovevi insistere, me l'ha detto 2 o 3 volte. Praticamente dava la colpa a me, che io gli avevo detto solo 3 o 4 volte che quella tipa era soggetto pericoloso da lasciare stare. Però il vostro Marietto, quando le dice, poi la gente alcune volte non le ascolta, le prende come barzellette, volta le spalle l'angolo e se ne va. Bene cari amici, perché vi racconto questa storia? Perché parlando con Hilde ci siamo un po' messi a discutere su quando qualche anno fa abbiamo deciso di iniziare questo percorso di divulgazione esoterica, no? E lei, Hilde, mi ricorda ai tempi che gli tremavano un po' le gambette, no? Vedete, ne ha 2, c'è anche le ciabattine che sono la sua arma segreta personale, però voglio dire, e in quei momenti lì, sapete, c'era molta fuffa in giro sul tubo, molti che predicavano i 3 giorni di buio, che sembravano quasi sponsorizzati dall'Enel, capite, no? Che quando nelle ditte dell'Enel il morale dei dipendenti sono giù, qualcuno delle retrovie parte e spara 3 giorni nel buio, e giù visualizzazioni e valanghe. Insomma, tantissima gente è portata nel basso astrale grazie a questi predicatori di sventura, emettitori di vibrazioni basse. Però, a parte le battute, insomma, io e Hilde eravamo un pochettino così. Però il Marietto ha sempre l'occhio zifulino, l'occhio aperto, le orecchie al topo gigio, e quindi aveva visto come sarebbe andata la cosa. E Hildegard e Marietto Veneziano hanno iniziato a dare circuiti, gli ebook gratuiti, ebook di magia, perché se andate nel sito capitano.altervista.org ci sono anche dei preziosi ebook gratuiti di magia scritti da Hildegard e rielaborati dal vostro Marietto Veneziano, e ci sono anche gli ebook con i vari circuiti che Hildegard e Marietto Veneziano hanno fatto gratuitamente. Adesso più o meno hanno scaricato in 5 anni 1.300.000, 1.350.000 circuiti e quadranti radiostesici gratuiti, e insieme Hildegard e Marietto Veneziano si unissero le forze nei propri
canali, nei propri canali ci sono qualcosa come 950 pillole, 480 io, 480 Hilde più o meno, video più, video meno, gratuiti. In più, chiaramente, ore e ore di visualizzazione. Pensate che solamente nell'ultimo mese il Marietto Veneziano, negli ultimi 28 giorni, hanno guardato le pillole del Marietto Veneziano per più di 1060 ore. 1060 ore si sono collegati più o meno più di 2500 persone uniche, quindi più o meno una persona iscritta guarda 7-8 video del vostro Marietto Veneziano. Quindi questo perché vi dico questo? Perché facendo un punto sulla situazione, il vostro Marietto Veneziano e Hildegarda diciamo che piacciono, hanno centrato l'obiettivo, si sono, come si suol dire, anche messi a livello commerciale a fare qualche lavoretto per aiutare alcune persone che avevano bisogno in un certo senso più in dettaglio, meno alla grande, cioè gente che veramente vuole migliorarsi. È più chiaro che nel frattempo si sono anche accompagnate a noi persone di infido livello che sono venute solamente per prendere e mai dare niente, prendere e magari dare un bel like di qua di là, ma poi accoltellare a spalle. Ma questo qui la sappiamo, è la classica storia del Giuda. Giuda ce ne saranno sempre e ci mancherebbe, fanno parte dell'inventario. Però noi, cioè Hildegarda e Marietto Veneziano, ci sono, hanno più di 150.000 visualizzazioni in un anno e mezzo, di una materia molto complicata, in cui molte persone in questo periodo si sono affrancate, sono cresciute nella spiritualità e, come vi ho detto, altre molto meno, però Marietto Veneziano e Hildegarda ci sono. Noi perché abbiamo anche incominciato a dare libri a pagamento, ebook a pagamento? Perché ci eravamo resi conto in alcuni gruppi misterici che abbiamo aperto che c'erano delle persone proprio che erano venute lì col fondo schiena di pietra, cioè si erano sedute, e quando abbiamo incominciato a dire che bisognava comprare dei libri di carta non neanche fatti da noi ma fatti da altri, da terze parti che erano interessanti, incominciavano a defilarsi e a scappare. Il vostro Marietto ve l'ha sempre detto, l'esoterismo costa tanto, costa fatica, costa sudore, costa impegno. Chi non è di questo avviso, purtroppo, quando sarà il momento della cernita, quando sarà il momento di fare 1 più 1, molto probabilmente avrà una brutta sorpresa. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ricorda che Hildegarda e Marietto ci sono sempre per voi. Se volete iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano saremo contenti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!